Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Sure you'll be amazed. Big fun to be had by everyone. It's up to you. Sure they can be done. Young and old are doing it, I'm told. Just one try and you too will be sold. It's called a freak. They're doing it night and day. Allow us, we'll show you the way. Oh, freak out. You freak, says she. All that pressure got you down, has your head spinning all around. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, buonasera e buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1192 di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, Madonna di Fatima. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il nostro direttore Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 029294 7222 se volete essere dei nostri per quanto riguarda il telefono. Quando ve lo dirò io, Marco da Mantova, questo è dedicato a te. L'olio della miscela è arrivato stamattina e adesso, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritta e rovescia, andiamo. Il prossimo 24 e 25 maggio si terranno le elezioni comunali anche a Podesina, un minuscolo paese di solo 44 abitanti in Val Gerosa, in provincia di Lecco. Pedesina si trova tra i boschi a 1000 metri d'altezza. In esso vivono soprattutto anziani e le nascite sono zero. Per il rinnovo dell'amministrazione comunale si scontreranno ben 3 liste che, ripeto, calcolando che gli abitanti sono solo 44, c'è una lista ogni 15 persone. Le elezioni anticipate a Pedesina sono state indette perché si era dimesso il sindaco precedente dopo 10 mesi di liti. L'amministrazione, che ha le dimensioni di un condominio, è stata quindi guidata da un commissario prefettizio che è costato soldi anche lui. Possibile che non si riesca a cancellare questo comune fazzoletto e unirlo a un comune vicino che tra l'altro dista pochi minuti di macchina? Questa non è democrazia, ma una caricatura democratica. Costa soldi e non rende servizi, ma solo liti. Qui Parlamento. Le 18, 22 minuti e 45 secondi, ci ha raggiunto al telefono l'onorevole Massimiliano Panizzut. Buonasera onorevole, bentornato. Buonasera a tutti voi radioascoltatori. Allora, stasera vogliamo festeggiare un record, insomma. Massimiliano Fedriga, primo governatore d'Italia quanto a gradimento, e se non sbaglio il secondo è Stefani, il governatore del Veneto. Esatto, sì, proprio così. Insomma, direi che c'è da essere soddisfatti. Insomma, è chiaro che cercherò di essere obiettivo, visto che prima di essere il mio presidente e collega di partito è un amico, e io diciamo che devo
a lui il mio percorso politico in Friuli e qui a Roma. Quindi io credo che comunque appunto i governatori della Lega un'altra volta dimostrano che sono all'altezza del loro incarico riconosciuto dai cittadini, non è che siamo noi che facciamo il sondaggio tra di noi. Diciamo che appunto Massimiliano è una persona dotata di predisposizione all'ascolto, al lavoro e anche al lavoro di gruppo, visto che comunque non è un uomo solo al comando, c'è anche una giunta che ha il secondo mandato e diciamo che hanno lavorato sempre in linea, no? Poi mi pare che, appunto, come ho detto prima, sia tutto riconosciuto dai cittadini, anche un approccio che ha lui, no? Mai sopra le righe, mai diciamo una parola fuori posto, no? E poi comunque non dimentichiamo che insomma questi sondaggi sono fatti non ovviamente sulla faccia, diciamo così, nostra, ma su quello che è stato fatto, no? Se possiamo citare brevemente, senza magari fare i numeri, diciamo che probabilmente è la regione che ha dato più aiuti alla famiglia e hanno fatto anche dei bonus, piccoli aiuti sempre alle giovani coppie. Poi diciamo che la sanità del Friuli, anche se ovviamente insomma non tutto è perfetto, ma mi pare che dia delle risposte, c'è stato un aumento delle risorse, no? Poi diciamo sono anche degli incentivi e agevolazioni al settore produttivo, anche missioni all'estero e rapporti internazionali per promuovere la regione, e non dimentichiamoci una cosa che tangibile è la promozione del territorio, come nessuno prima aveva fatto attraverso le campagne di promoturismo, che hanno dimostrato che investire nel turismo, anche pubblicitario, diciamo così, sembra, no? Con la famosa Io sono Friuli Venezia Giulia, i risultati li porta, quindi su tutto il comparto territoriale. Ecco. Certo, posso concludere così, c'è il rammarico che ovviamente quando abbiamo delle persone capaci devono esserci poi dei limiti, perché come sanno tutti il limite dei presidenti di regione è 2 mandati, no? Cosa che in Parlamento non c'è. E anche qua fanno i filosofi a dire che non ci vogliono più mandati, gente che magari al 4º o al 3º mandato, no? E lo stesso vale anche per i sindaci, con tutte le difficoltà di trovare sia persone capaci, ma anche capaci e che abbiano comunque lo spirito di lavorare per i cittadini. Ecco, questo è un po' il rammarico, insomma. Speriamo che sicuramente insomma, la Lega dovrà sicuramente sfruttare le capacità di Massimiliano Fedriga in altri ambiti, diciamo così, ecco. Indubbiamente. Onorevole, senta, oltre a naturalmente felicitarci per questo risultato e augurando ovviamente i migliori successi anche all'onorevole Fedriga, ma lei fa parte tra l'altro della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Visto che oggi è il 13 di giugno, 45 anni fa, più o meno verso quest'ora, avveniva l'attentato di Ali Agca ai danni di Giovanni Paolo II, che miracolosamente sopravviveva, e Agca nel corso di questi 45 anni più volte ha accennato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, ha detto lo so io dov'è, qua, là, insomma ha fatto varie volte del teatro sulla povera Emanuela. Ecco, a che punto stiamo? A che punto è la notte su questo mistero? Io tralascerei le parole di quel personaggio che non mi sembrano molto attendibili, forse la verità è da qualche altra parte. Ma diciamo che la commissione d'inchiesta citava ieri il Presidente, ha fatto una mini relazione perché adesso purtroppo cambia il Presidente perché quello che avevamo ha avuto un altro incarico, per quanto non incompatibile, però ha preferito appunto seguire una commissione del Senato e quindi domani eleggeremo un altro Presidente che comunque vabbè, il lavoro va avanti in linea. La cosa che si è assodata, per quello che possiamo dire, è che non c'è nessuna tratta delle bianche, perché come sapete, soprattutto voi giornalisti, in quel periodo erano sparite tante ragazze, ma sì, tante, poi per fortuna sono state ritrovate dopo qualche giorno e quindi si è escluso quello. E certo, sul discorso di Emanuela, io credo che, parlo personalmente, se non qualcuno nel Vaticano non ci dice qualcosa e non ci dà una mano, insomma, l'Italia può arrivare fino a un certo punto, ecco, perché lì, no, insomma, la questione è lì. Ecco, a parte, ripeto, certe lucubrazioni di qualche strano personaggio così, però forse il Vaticano dovrebbe dare un po' più una mano per arrivare alla verità. Questo, ripeto, ormai non si sa cosa è successo, sono passati tanti anni e abbiamo visto anche tante persone che abbiamo chiamato in audizione che
e ti credo a ricordarsi una cosa di 40 anni fa. Alcune, stranamente, che erano proprio vicine, dicevano che non ricordavano, però se io, insomma, se fosse sparito un mio amico, sarei stato segnato io. Però diciamo che il tempo che è passato, magari certi particolari uno se li può dimenticare. Poi magari qualcuno, come ripeto, ha interesse a dimenticarli, ecco, non si sa perché. Forse c'è qualcosa di un po' troppo grande, magari qualcuno ha un po' di timore, questo lo dico io, non a sensazione mia. Però diciamo che se il Vaticano desse una mano non sarebbe male, ecco. Ma io ripeto, per rispetto alla storia della famiglia e delle ragazze, cioè non è che bisogna, c'è ancora delle madri che stanno aspettando da 40 anni di sapere la verità, ecco. Certamente. Poi probabilmente magari chi ha fatto, chi ha commesso, o eventualmente ormai non c'è più, quindi non è che si può andare a punire o a mettere in galera, però sarebbe una questione di cuore che in Italia ogni tanto una verità saltasse fuori. Adesso mi viene in mente, anche visto che era un mio corregionale, anche per Giulio Regeni, oppure Ustica, cioè, parlando, no, così, Sì. Diteci la verità, ce la mettiamo via, eccetera, con tutto il rispetto, però probabilmente anche le famiglie vivere così, nel fatto di non sapere, insomma, secondo me sta più male. Certo, poi quello che è successo, diciamo che ad oggi non sappiamo ancora nulla, ecco. Questa è l'unica cosa che, nonostante appunto più di 90 sedute della commissione, si è escluso qualcosa, però io spero che adesso, non so, probabilmente mancherà ancora un anno, visto che la legislatura forse dura ancora un annetto, speriamo che succeda qualcosa di positivo nella drammaticità del caso, ovviamente, ecco. È quello che ci auguriamo tutti. Onorevole, io la ringrazio del suo Grazie tempo a voi e al piacere del vostro lavoro e a tutti i radioascoltatori. Grazie, al piacere di risentirci presto. Buona Alla serata. prossima. Salve, Alla salve, prossima. ciao. Adesso noi andiamo in pausa, pubblicità, e poi torniamo con un pezzo del 1993 di Tullio De Piscopo, Qui gatta ci cova, è il caso di dire. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. E l'anima mi strapperà. Bollente misterioso,
ci cova, l'anima mi strapperà. Io la cerco e non m'ama, la voglia fino non so arriverà. Cercherò tra vicoli e portoni, devo bruciare il maschio che c'è in te. Il ritmo corre e batte in testa, per me tu sei follia, Maria, vai, e tu mi batti la rabbia, vai, come una perla sono pronto a rotolare. Oh, saltare, saltare. Saltaci sopra. Tu mi batti una rabbia, vai, ferita. Tu mi batti una rabbia, vai, ferita. Se tu mi batti una rabbia, vai. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, l'anno era il 1993, qui Gatta Cicova cantava Tullio De Piscopo. Gatta Cicova, beh, lo potremmo anche dire rispetto a tante domande, a tante verità che non abbiamo trovato nella storia di questo paese. Si citava Ustica, si citava Emanuela Orlandi. Beh, ieri la giustizia italiana ha deciso che, essendo intervenuta la prescrizione, nessuno è responsabile per il mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e quindi nessuno ha in fondo colpa per più di 150.000 morti venuti durante il Covid 2019. Com'è che si è giunti a questa sentenza? Io l'ho chiesto a Consuelo Locati, l'avvocatessa bergamasca che fa parte dell'associazione Sereni e Sempre Uniti, e non tutto però è ancora giunto alla fine di questa vicenda giudiziaria. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia, grazie. Allora, l'ospite gradita di questa sera è l'avvocato Consuelo Locati, l'associazione, lo sapete, Sereni e Sempre Uniti, che si batte da 6 anni con un coraggio leonino, diciamolo pure, per avere verità e giustizia sui morti da Covid a Bergamo e più in generale quelli in tutta Italia, quando 6 anni fa ci hanno chiuso in casa e insomma è successo quello che è successo. Io nel corso di questi anni ho sempre avuto il piacere di averla con me, di aver la nostra gradita ospite e spero di continuare ad aver la nostra gradita ospite, anche se ieri è successo qualcosa di molto grave, insomma. Siamo proprio alla battuta finale o c'è ancora qualcosa che si può fare? Intanto, che cosa è accaduto ieri? Lo diciamo ai nostri ascoltatori, non pagherà nessuno perché è intervenuta la prescrizione, o mi sbaglio? Beh, intanto grazie, perché è uno dei pochi coraggiosi giornalisti che fanno il mestiere del giornalismo dando le notizie che interessano tutti i cittadini. Ieri c'è stato l'ultimo atto di un'udienza preliminare in un processo che noi avevamo ottenuto nonostante la volontà di un pubblico ministero di tenerci all'oscuro. È un processo che riguardava il mancato adeguamento e il mancato aggiornamento del piano pandemico. In realtà questo processo era un po' più ampio, riguardava la mancata preparazione
del nostro paese ad affrontare un'emergenza sanitaria nel 2020 da Covid, e quindi le responsabilità dei pubblici ufficiali che erano funzionari del Ministero della Salute, deputati a adeguare, a fare tutta una serie di atti per tutelare la vita dei cittadini al verificarsi di un rischio sanitario in particolare. Avevamo proposto una sorta di opposizione all'archiviazione, perché già nel 2023 questo filone di processo derivato dall'indagine di Bergamo era stato oggetto di una richiesta di archiviazione da parte di un altro pubblico ministero. La GIP dell'epoca, la dottoressa Gavoni, ci aveva dato ragione, aveva ritenuto che questi ex dirigenti della Direzione Generale di Prevenzione, facciamo i nomi, Guerra, Maraglino, Pompa e Ruocco, si fossero resi responsabili di non avere adeguato il piano, non aver fatto quello che dovevano fare, e quindi aveva disposto l'imputazione coatta, cioè li aveva fatti diventare imputati veri e propri per affrontare poi un eventuale processo. Siccome è un reato che prevede, prima del dibattimento vero e proprio, un'udienza filtro, che è l'udienza preliminare, a ottobre c'era stata fissata la prima udienza, per varie vicissitudini ci sono stati altri rinvii, a marzo siamo stati tutti ammessi come parti civili nel processo e ieri c'è stata la discussione finale. Bene, in questa discussione, prima di questa discussione noi avevamo depositato al pubblico ministero una richiesta di integrazione o di modifica del capo di imputazione, cioè avevamo detto va bene che c'è il reato di omissione o di rifiuto d'atti d'ufficio perché non era stato adeguato il piano pandemico, ma il reato più grave era la pandemia colposa omissiva. Perché? Perché da quella omissione era derivata poi l'incapacità di gestire la pandemia e quindi la morte di migliaia di persone, migliaia delle quali avrebbero potuto essere evitate se fossimo stati dotati di tutto quello che ci veniva imposto, no? Quindi posti letto nelle terapie intensive, ricognizioni di laboratori, tamponi, mascherine, tutto quello che serviva, trasmissione dei dati in tempo reale, individuazione tempestiva dei casi, tracciamento, tutto quello che un po' dovevamo avere imparato, ma che all'epoca non avevamo, no? E in questa sede ieri la difesa degli imputati, quindi di questi ex direttori generali della prevenzione, il dottor Maraglino poi è deceduto a marzo, quindi erano rimasti 3, hanno chiesto che loro venissero prosciolti da ogni tipo di accusa perché non sono responsabili di nulla, visto che secondo le difese degli imputati non hanno nessun obbligo. Allora, secondo le difese degli imputati non esiste un obbligo a carico dei funzionari del Ministero della Salute, Dipartimento di Prevenzione sostanzialmente, no? Dei rischi, ecco, loro non hanno nessun obbligo di dare esecuzione ad atti per tutelare e mettere al riparo da ogni rischio la vita dei propri concittadini. Questa è la tesi. Noi dal canto nostro ovviamente abbiamo richiesto che venissero mandati a processo sia per l'omissione, quindi il mancato adeguamento del piano pandemico, ma sia anche per il reato più grave di epidemia colposa in forma omissiva o epidemia. Quello che è successo è stato che il giudice, il pubblico ministero sostanzialmente non ha preso posizioni rispetto alla nostra richiesta di modifica del capo di imputazione
e ha chiesto non l'assoluzione, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ma ha ritenuto che comunque potesse essere intervenuta una prescrizione, anche se avrebbe potuto cambiare idea se solo il giudice avesse detto che forse non era prescritto il reato. Quindi abbiamo assistito ieri a un'udienza un po' sui generis, no? In Diciamo cui sui generis, sì. sui generis è un termine è eufemistico, però rende, no? Quindi abbiamo un giudice che non sa cosa deve fare, un PM che dice giudice mi dica lei che cosa devo fare, io poi lo faccio. Dall'altra parte abbiamo gli imputati che dicono ma noi non abbiamo obblighi di tutelare la vita dei cittadini. Ieri tra l'altro nel processo è intervenuto direttamente anche il Ministero della Salute, che ovviamente i direttori, gli imputati dipendono, no, dal Ministero della E che ha Salute. detto il Ministero? Beh, il Ministero della Salute non si è schierato a fianco dei cittadini lesi dall'operato dei direttori generali della prevenzione, ma ha preso le loro parti. Quindi il Ministero della Salute, che in realtà è una persona offesa, no? Perché il reato di rifiuto o omissione d'atti d'ufficio è un reato contro la pubblica amministrazione, per cui il Ministero della Salute è pubblica amministrazione. In realtà avrebbe dovuto intervenire nel processo e dire cari miei imputati, con il vostro non operato avete creato un danno anche a me. Se voi andate a processo e siete condannati, chi ne deve rispondere alla fine sono io come Ministero. In realtà invece questo discorso il Ministero non l'ha fatto. Ha semplicemente detto i cittadini, le persone offese, i familiari delle vittime, tutte le parti civili costituite hanno torto, perché non c'è stato alcun reato da parte dei nostri dipendenti, perché loro non hanno alcun obbligo determinato, derivato da leggi o atti normativi, di predisporre il nostro paese a mettere in sicurezza, no? La vita di tutti noi, ottemperando a quelle che sono le direttive delle organizzazioni internazionali sanitarie, sia europee che internazionali. Alla fine il giudice è riuscito, insomma, cercate di salvare un po' capre e cavoli, non gli ha dato la soluzione perché non ha ritenuto che ci fossero evidentemente gli estremi per emettere una sentenza di assoluzione, quindi perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, ma ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Gli imputati non hanno rinunciato a questa sentenza perché in realtà avrebbero potuto farlo, se loro avrebbero potuto decidere di andare a processo e provare la loro totale estraneità ai fatti e quindi la loro totale assenza di responsabilità, ma non hanno accettato questa sentenza di intervenuta prescrizione, quindi adesso noi attendiamo le motivazioni, ma riteniamo di non fermarci qui perché anche forti di quello che ha detto, no? E ha ammesso anche il pubblico ministero ieri, sostenendo che anche alla luce della sentenza della Cassazione Sezioni Unite relativamente al reato di epidemia colposa in forma omissiva, forse con una richiesta specifica di riapertura del processo a seguito di questa pronuncia delle sezioni unite, potrebbe essere valutata l'opportunità di riaprire il processo e verificare se ci sono gli estremi dell'epidemia, quantomeno epidemia colposa. Questo è quello che poi anche noi, leggendo le motivazioni, perché non sono state depositate ieri,
verificheremo, insomma, di sicuro non è quello che volevamo, perché noi volevamo il rinvio a giudizio degli imputati non solo per l'omissione ma soprattutto per l'epidemia, però diciamo che in questo momento ci accontentiamo della pronuncia di prescrizione e non di assoluzione. Prescrizione vuol dire tu puoi essere responsabile ma non ti posso perseguire perché sono decorsi i termini, che anche lì tutto arbitrario. Ecco, io ricordo il manuale di procedura penale. Prescrizione vuol dire che lo Stato, quando interviene la prescrizione, sta dicendo che ha rinunciato al suo interesse a perseguire gli eventuali rei. Se ci sono i rei, ovviamente. Qua ci sono ovviamente sempre dei presunti innocenti, ma c'è una prescrizione e comunque, voglio dire, è stata comunque accertata questa omissione di atti di ufficio, per quanto prescritta. Allora, di sicuro è stata accertata dalla Procura di Bergamo, che aveva condotto le indagini, aveva chiuso le indagini con 21 indagati, tra cui gli odierni, quelli che erano gli imputati, e aveva accertato delle omissioni. Durante la discussione, la difesa degli imputati ha negato la sussistenza di queste omissioni, ma in realtà non sono state accolte queste tesi difensive, perché il giudice non ha emesso una sentenza di assoluzione perché le omissioni non c'erano, ha preso una strada diversa. Certo. E se davvero non ci fossero state le omissioni, avrebbero potuto gli imputati, ripeto, rinunciare alla prescrizione e dire siamo certi, siamo sicuri della nostra innocenza, siamo sicuri che non ci sono gli estremi del reato che c'è stato contestato, andiamo a processo e noi ve lo dimostriamo. In realtà questa scelta non è stata fatta. Avvocato, la domanda che sorge a questo punto, che sorge spontanea per citare il leggendario Antonio Lubrano, è questa. Se in Italia esiste un ente, una realtà che si chiama Ministero della Salute, che dispone di appositi uffici e di appositi funzionari, i quali dovrebbero applicare direttive che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'Italia fa parte ancora dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che io sappia, e questo piano pandemico non viene aggiornato e quindi viene una pandemia e muoiono più di 180.000 italiani, come si fa a dire che non è colpa di nessuno? Come si fa a dire soprattutto non è mia responsabilità? Allora scusate, il piano pandemico lo dovevo aggiornare io, Antonino Danna, semplice cittadino? Lo doveva aggiornare lei che di mestiere fa l'avvocato? Lo deve aggiornare la mia panettiera di fiducia, il mio meccanico? Chi lo deve aggiornare? È una bella domanda, bisognerebbe rivolgerla al giudice e al pubblico ministero, perché questo forse potrebbero rispondere loro, no? Considerato che hanno deciso che, contravvenendo tra l'altro, perché io ricordo il primo giudice che ha disposto l'imputazione coatta aveva ritenuto che ci fosse questa responsabilità perché questo, il compito, l'obbligo di adeguare il piano pandemico rientrasse tra i compiti, no, del direttore generale della prevenzione, e il non averlo fatto, questa omissione non cessasse nel momento in cui questi personaggi cessano dal loro incarico, ma continua fino a quando l'atto che non è stato adottato durante il loro mandato e neanche quelli successivi viene poi adottato. In questo caso era il nuovo piano pandemico del 2021. Invece, con questa sorta di interpretazione che è stata data, e non faccio ulteriori commenti, si dice che il reato, eventualmente l'omissione, di questa omissione rispondono questi direttori della prevenzione solo nel periodo in cui loro ricoprono l'incarico. Per cui se io
sto in ministero, in quell'ufficio dal 2010 al 2014, non faccio niente, perché non mi interessa, perché ci sono altre priorità, perché non ci sono fondi, perché mi dimentico. Lascio non cesso dal mio incarico, vado a fare un'altra cosa. Quello che succede a me fa la stessa identica cosa, ossia non fa nulla, e via di seguito. E succede poi una strage come quella che si è verificata. Io, che nel 2010 ricoprivo questo incarico, non sono responsabile, perché l'epidemia o la pandemia o la strage o il rischio sanitario non si è verificato nel periodo in cui io ero in quell'ufficio lì, ma si è verificato tanto dopo. Per cui a me tu non devi chiedere niente. Questo è il ragionamento che ha fatto il pubblico ministero e il giudice, ovviamente sposando la tesi della difesa degli imputati. Ed è questo il paradosso. Beh, ma il piano suppone una condizione che si avvera, cioè io stendo il piano... Scusi? Prego. C'è un cane che abbaia. Vabbè, ha diritto di abbaiare pure lui. Ma detto ciò, sì. La condizione è io stendo il piano nel caso in cui la condizione si avveri, cioè avvenga una pandemia. E voglio dire, se io non lo stendo, non equivale a partecipare a causare quella pandemia. È proprio su questo presupposto. Perché se il mio compito è stendere quel piano... Ma certo, ed è su questo presupposto che noi abbiamo chiesto che venisse modificato il capo di imputazione del reato di epidemia. Ma teniamo conto che la redazione di un piano pandemico rientra nei compiti della prevenzione ed è l'esecuzione di quel principio di precauzione che è sancito dalla Carta Europea dei diritti dell'uomo, anche dalla europea, ma anche dalla nostra Costituzione. Quindi non è che io devo aspettare che si verifichi l'evento dannoso, catastrofico, per dire di corsa adesso vado a fare un piano come hanno fatto, se vi ricordate, il piano segreto per far fronte a un'eventuale emergenza Covid, redatto da Merler dell'Istituto Kessler di Trento a metà febbraio, quando c'era già stata la dichiarazione di emergenza e si era già nell'emergenza Covid. Noi abbiamo fatto questo, non abbiamo fatto niente prima, non abbiamo fatto niente nel 2009, nel 2010, 11, insomma dal 2006, 2009, ecco, diciamo così, alla prima rischio epidemico, la prima epidemia post piano pandemico del 2006, dal 2009 al 2020 non abbiamo fatto niente. Ma non è responsabile nessuno. Beh, allora se il principio è questo, per quale motivo vaccinare i bambini contro morbillo e pertosse oppure invitare le donne a vaccinarsi contro il papillomavirus o a fare l'attività di prevenzione al cancro al seno? Per quale motivo? Perché dovrei fare un piano per la lotta al cancro al seno? Ma io questo non lo so, bisognerebbe chiederlo al Ministero e ai colleghi dell'Avvocatura dello Stato, ai colleghi che hanno assistito, quelli che fino a ieri erano gli imputati, per dare questa risposta, perché noi la risposta l'abbiamo data. Noi abbiamo detto che l'omissione che è stata contestata agli imputati è un'omissione gravissima, ma non era fine a se stessa. Loro, gli imputati, hanno ricoperto un ruolo, una posizione di garanzia, la garanzia di tutela della salute collettiva. E l'obbligo di adeguare il piano pandemico non era un semplice compito burocratico amministrativo, era un obbligo che derivava da quel diritto alla salute, diritto alla vita sancito non solo, ripeto, europea dei diritti dell'uomo, ma dalla nostra Costituzione. E siamo arrivati a una sentenza
di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in una pagina all'esito di un'udienza che io posso definire vergognosa anche per le parole che sono state usate dalle difese degli imputati, Cioè? che non hanno avuto alcun minimo di rispetto e di decenza per le persone, decine di familiari delle vittime del Covid che erano presenti in aula. Questo è vergognoso, ed è vergognoso che un'autorità giudiziaria non abbia il coraggio, perché adesso si deve parlare di coraggio, di fare il proprio mestiere, e cioè di indagare in un processo se ci sono gli estremi di un reato oppure no, ma non senza presupposto, perché i presupposti c'erano tutti, perché se non ci fossero stati avrebbe emesso una sentenza di assoluzione di procedimento totale. E anche sulla prescrizione hanno abbracciato l'interpretazione comoda che ha tolto le castagne dal fuoco, disattendendo quello che invece è il fondamento e la natura dell'articolo 328, che è l'omissione d'atti d'ufficio, che prevede che invece l'omissione permanga anche dopo la cessazione dell'incarico da parte del funzionario pubblico, perché l'omissione fa continuare i cittadini a rimanere nel pericolo per la propria salute e per la propria vita. Io ritengo che questo sia un precedente pericolosissimo, perché significa che chiunque può evitare, può omettere, può non fare, con la certezza che tanto non pagherà. Avvocato, ma allora quindi la stessa commissione che è in Parlamento, cioè non serve più a niente davanti a una sentenza come questa? Se già i magistrati hanno detto questo, per quale motivo continuare a consumare carta, corrente elettrica e tempo delle persone, che peraltro a loro spese vanno e vengono da Roma, per andare a testimoniare o per andare a partecipare a processi vari ed eventuali, visto che già i giudici hanno detto che non c'è responsabilità? A che serve a questo punto la commissione? Serve per fare la verità, serve comunque per evidenziare gli errori, perché non si devono più ricommettere, no? Ma soprattutto serve per il nostro senso civico. Noi siamo cittadini, persone per bene, e quello che stiamo facendo lo facciamo perché è dovere di tutti conoscere la verità, è dovere di tutti sapere cosa non è stato fatto, è dovere di tutti conoscere cosa succede nelle stanze dei bottoni, è dovere di tutti imparare dagli errori, e soprattutto è dovere di tutti agire per migliorare questo paese, perché noi abbiamo una responsabilità soprattutto nei confronti delle generazioni future. Noi dobbiamo consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti gli strumenti per un mondo migliore, se non riusciamo da soli adesso a migliorare questo posto, questo paese che io ritengo sia un paese veramente corrotto, che sia un paese marcio nelle radici, ma fatto anche di tante persone per bene che con coraggio lottano per far emergere la verità. Rispetto molto il lavoro della commissione parlamentare, così come ho rispettato e rispetterò sempre quella parte della magistratura che ha avuto il coraggio di non cedere alle pressioni politiche o di altro tipo e di accertare la verità dei fatti, cosa che ha fatto la procura di Bergamo, cosa che hanno fatto anche altre procure, perché ricordiamo che le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza
dell'aprile 2025 in materia di epidemia colposa omissiva era stata interessata grazie a un pubblico ministero di una città sarda. Per cui voglio dire, ci sono ancora tanti professionisti che hanno il coraggio di fare quello che devono fare e tanti cittadini che combattono per la verità. Per questo vale la pena continuare, perché non dobbiamo farci fermare da sentenze che io ritengo così vergognose, come quella di ieri. Senta, c'è un giudice a Bruxelles nel caso? Può intervenire la Corte europea per i diritti dell'uomo, l'Alta Corte di Giustizia, qualsiasi altra cosa? Cioè, nel caso questo si può portare fuori questo caso? Si può chiedere giustizia in più alto loco, secondo lei? Ma sì, noi abbiamo già un ricorso che è arrivato in fase di decisione alla Corte europea dei diritti dell'uomo, proprio contro le sentenze del Tribunale, le pronunce di archiviazione del Tribunale dei Ministri, che anche quelle gridano vendetta al cospetto di abbiamo già sollevato la questione, chiesto al Tribunale Civile, tra l'altro di Roma, e anche al TAR di Roma, di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia europea e alla Corte Costituzionale, perché c'è anche una questione di rilevanza costituzionale secondo noi. Ma la giustizia italiana è una giustizia lenta, dobbiamo avere fiducia, noi continuiamo ad avere fiducia. Se non della giustizia italiana ci rivolgiamo all'estero, ci rivolgiamo alle corti superiori che sicuramente hanno un diritto un po' diverso rispetto a quello interno e confidiamo molto in quello. Noi volevo aggiungere, se mi consente, una considerazione rispetto alla domanda che mi aveva fatto prima. Prima che a tutte queste ragioni che ho enunciato rispetto ai motivi per cui noi continuiamo a combattere, i motivi per cui la Commissione deve andare avanti, lo dobbiamo a tutti quelli che non ci sono più. Lo dobbiamo a loro perché loro che sono quasi responsabili, perché ieri siamo arrivati al paradosso che sono morti per colpa loro, quindi sono morti quasi 2 volte, no? Loro hanno costruito questo paese e lo dobbiamo a loro. E lo dobbiamo ai familiari, e ci tengo a dirlo, che continuano con coraggio da 6 anni a dare fiducia a noi avvocati di provincia, che siamo stati anche accusati di usare il processo per farci pubblicità, perché ci è stato detto anche questo ieri. Nel corso di queste udienze ci è stato detto anche questo. Non abbiamo bisogno di pubblicità, soprattutto perché tra i colleghi che assistono le parti civili c'è una collega, cioè la sottoscritta, che ha perso un padre e di sicuro non usa questo per farsi pubblicità perché non ne ha bisogno. Però lo dobbiamo a loro e lo dobbiamo veramente a queste persone che credono ancora in noi. Senta, per concludere, stamattina lei si è guardata allo specchio. Indro Montanelli dice che è la battaglia quotidiana che ingaggiamo tutti quanti. Che cosa ha visto? Ho visto una persona che si guarda negli occhi e non abbassa lo sguardo e che può dire che sta combattendo fino in fondo con coscienza, con onestà e con principi morali e umani che insomma fanno onore, non fanno onore solo a me. Ma io sono molto orgogliosa di me stessa e credo che anche mio papà sia orgoglioso. C'è un amico molto caro che ieri mi ha scritto, c'è una leggenda che dice che la tigre ha delle strisce nere sul dorso per ricordare che ha mentito. Ecco, questa sentenza che è stata pronunciata ieri sono le strisce nere che tutti noi dobbiamo continuare a vedere. Perché quelle persone che ieri hanno dimostrato il loro valore, comunque sia, avranno sempre sul manto le strisce nere. Grazie. A lei. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sud, sud, noi siamo a sud, noi siamo cortenni, noi siamo buoni per cantare e faticamo a faticare. Sud, sud, veniamo a sud e camminiamo a per. Rada c'è tempo per arrivare, perché veniamo a sud. O sole, o mare, o cielo blu, o mandolini, o putipu, e pumaro, maragù, a pizza mozzarella, core, mamma, tarantella, e maccarone. Per mangiare, non fai le voci, per cantare, non ne avere, ma facete ciò piacere, perché noi siamo a sud, 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 noi siamo a sud, noi siamo corti e neri, noi siamo buoni per cantare. Faticammo a faticare. Sud, sud, venimmo da sud e camminammo a para. Rata c'è tempo per arrivare, perché venimmo da sud. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 19, 11 minuti e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Io ringrazio l'avvocato Consuelo Locati del suo tempo, della sua cortesia e delle sue parole. Le lascio alla vostra meditazione. Il nostro Maurizio al 340-670-9659 ci scrive: casi Covid, si sapeva come sarebbe andata a finire, con squalli di personaggi. Onore ai morti coi polmoni bruciati in ospedale, abbiamo un governo di centrodestra. Non ho capito, scusami, c'è il governo di centrodestra ha istituito la commissione parlamentare per cercare di avere un minimo di verità storica, quantomeno. Bene, adesso passiamo dal nord al sud, preannunciati da Pietra Montecorvino, che canta questa versione riarrangiata di Sud, che è contenuta all'interno del film di Renzo Arbore, FFSS, cioè che cosa mi hai portato a fare a Posillipo, in coppa a Posillipo se non mi vuoi più bene, film del 1983. Tra l'altro, quando lei, Pietra Montecorvino, canta questa canzone nel finale del film, compare inspiegabilmente Massimo Troisi, anche lui a fare il coro finale. Dove andiamo? Andiamo a Catania, allora. Andiamo a trovare il direttore Carlo Alberto Tregua, fondatore del Quotidiano di Sicilia. Sapete che noi abbiamo questa nostra amicizia, questa partnership col Quotidiano di Sicilia, e lui una volta al mese, da questo suo osservatorio privilegiato, ci racconta come si vede l'Italia da sud. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia, grazie. E allora, come ogni mese, io ho il piacere di guardare l'Italia vista da sud, e lo faccio con un attento osservatore dotato di un osservatorio niente male. L'osservatore è il decano dei giornalisti italiani, anzi dei direttori italiani, che è Carlo Alberto Tregua, direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia. Sapete che i nostri amici del Quotidiano di Sicilia
sono legati a noi, abbiamo questo bellissimo rapporto di collaborazione e lo ringrazio tra l'altro del tempo e della disponibilità. L'osservatorio, appunto, con il suo potente telescopio da Catania, è il Quotidiano di Sicilia. E allora, direttore, intanto buonasera e ben trovato. Bentrovati voi, lieto di essere ancora una volta con voi, vuol dire che ho ancora un po' di buona salute. Direi ampiamente, caro direttore, direi ampiamente. Allora, io qui la prima pagina del Quotidiano di Sicilia e partiamo da un titolo, complimenti a chi l'ha fatto, Ponte e a capo. I miei redattori sono fantasiosi. Perché ci trovo, sì, è un titolo sarcastico, anche un po' con amara ironia. Ponte a capo, con la conversione del decreto commissari riparte l'iter per aprire i cantieri della grande opera. Dalla nuova delibera del CIPES alla registrazione nella Corte dei Conti, ecco le tappe previste nei prossimi mesi. Qua mi pare che siamo alla fatica di Sisifo. Ogni volta che arriviamo in cima alla montagna il saccone rotola giù. Ma che sta succedendo, direttore? Ma guarda, la questione è antica. Noi stiamo soffrendo, non cambio discorso, stiamo soffrendo per la crisi energetica perché a suo tempo, qualche giorno fa, si fece il referendum contro il nucleare, mentre oggi sappiamo benissimo che il nucleare di ultima generazione non è inquinante e tutto funziona bene. La Francia con la sua cinquantina di centrali nucleari non soffre per nulla perché il suo fabbisogno è totalmente soddisfatto. La stessa Spagna, che si è sviluppata negli ultimi decenni, ha il 20% di energia soddisfatta dal nucleare. Noi per questioni ideologiche non l'abbiamo fatto e oggi soffriamo le pene dell'inferno. Lo stesso discorso vale per il ponte. Il ponte è un'opera ovviamente di interesse europeo perché rientra nel corridoio Helsinki-Palermo. Quindi si doveva fare, esiste una legge dell'81, eccetera, è inutile riesumare queste cose. Siamo al punto finale. Quali sono i fatti? Anzi, qual è il fatto? Dopo la delibera del CIPES del 5 agosto del 25, la Corte dei Conti non ha registrato tale delibera, facendo una sessantina di osservazioni, riteniamo più o meno giuste, ma non possiamo entrare nel merito perché non è di nostra competenza. Prendiamo atto che ci sono queste osservazioni. Dopodiché la società dello Stretto, guidata ottimamente dal dottor Pietro Ciucci, peraltro riconfermato con la legge approvata l'altro giorno, ha fatto preparare dal suo staff e dai suoi consulenti tutte le risposte puntuali alle osservazioni della Corte dei Conti. Di cui sa che noi dovremmo ritenere che con la prossima delibera del CIPES, che avverrà fra qualche settimana, la quale andrà alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti dovrebbe ritenersi soddisfatta di aver ricevuto tutte le risposte adeguate alle proprie osservazioni e quindi dovrebbe registrare l'atto perché si aprono i cantieri. È finito, non c'è altro da fare. Quindi il discorso è estremamente semplice, non si capisce perché ci sono delle persone ostinate che io non oso definire, contrarie a un'opera fondamentale. Aggiungo, in questi giorni, notizia di ieri e dell'altro ieri, le compagnie che collegano lo Stretto di Messina ma anche le isole hanno annunciato di dover aumentare le tariffe. E signori, noi siamo subordinati a questa faccenda delle tariffe. Se ci fosse il ponte, il problema dell'energia fra la Sicilia e la Calabria non esisterebbe. Questo è dopodiché l'ultima osservazione è che di questo la somma occorrente per costruire questo importante manufatto è di circa 2 miliardi e mezzo l'anno, quindi una cifra estremamente modesta, perché sostenibile, perché tra l'altro è stata interamente stanziata e portata nei bilanci dello Stato. Non ci dovrebbe essere nessun'altra osservazione, anche i contraddittori si dovrebbero convincere che è arrivato il momento di essere ragionevoli.
Anche perché il reddito di cittadinanza ci è costato molto di più del ponte. Con quello che abbiamo speso per il reddito di cittadinanza avremmo potuto farne 4 di ponti sullo stretto di Messina. Non parliamo dei bonus per le ristrutturazioni, ne avremmo voluto fare 10. Ancora i bilanci dello Stato hanno ratei di quella improvvida legge che allora fece approvare il governo Conte, per cui anche il bilancio del 26 è onerato di una quota di quel provvedimento, non da poco, di qualche decina di miliardi. Quindi parliamo di decine di miliardi e poi per il ponte ce ne vogliono 2,5 l'anno. Ecco, tanto per dire. Senta, ma mi spiega una cosa? Io veramente ci perdo la ragione ogni volta che vedo i post su Facebook di chi si dichiara pro ponte e c'è sempre quello che mette la faccina, che dice che il Sud Italia è colonia, che dice che è tutta una presa in giro, che si mangeranno ancora una volta i soldi, che prima bisogna fare le strade, che prima bisogna fare le ferrovie, a parte il fatto che le stanno facendo in Sicilia, sia le strade che le ferrovie, così come in Calabria. Ma voglio dire, che c'è da rispondere a questi della faccina che ride? Che sono ignoranti, nel senso che ignorano, non è un insulto, perché dovrebbero andarsi a vedere che la TAV Torino-Lione costa 11,1 miliardi, il terzo valico dei Giovi 10,6 miliardi, unisce Genova con Milano, il Mose a Venezia è costato 6 miliardi, la Pedemontana Lombarda 4,5 miliardi. Queste 4 opere sono costate, perché sono in corso o quasi finite, 41 miliardi o costeranno. Signori, perché non si sente una voce nelle 8 regioni ricche del nord contro tutte queste opere e si sente invece da queste persone ignoranti, ripeto, perché ignorano queste cose, si sentono queste stranezze, perché in un mondo moderno, quando si costruiscono infrastrutture, bisognerebbe che tutti fossero contenti. Non sta a me, non sono un sociologo, alla Francesco Alberoni, notissimo sociologo dell'epoca, e quindi non sono in condizione di esprimere opinioni. Senta, in tutto questo la Regione Sicilia è riuscita a superare il controllo di legittimità della Corte dei Conti sul PIAO, che è il piano integrato di attività e organizzazione, e ci saranno 2.600 assunzioni entro il 2028. Ora, a leggere un titolo del genere uno dice, vabbè, allora la questione meridionale la risolviamo sempre con gli impiegati? E invece cosa vuol dire questa notizia? È la solita notizia che deve acquisire i favori dell'elettorato in vista delle elezioni del 2027. Dico questo da tecnico, non dimenticando la mia attività di professore di organizzazione che ho fatto nell'altra vita. Cioè dire, quando si decide che bisogna assumere il personale, si tralascia che l'assunzione della risorsa umana o delle risorse umane è il punto finale di un piano organizzativo generale, perché in primo luogo si deve stabilire che cosa deve fare la regione, in secondo luogo quali sono le risorse finanziarie necessarie e in terzo luogo qual è il fabbisogno di personale, ovviamente idoneo, perché ora faranno questi concorsi per assumere 2.600 persone, ma il fabbisogno di queste 2.600 persone, chi l'ha determinato? Non certo il PIAO, lo dovrebbe determinare la pianta organica, cioè dire ci vogliono tanti tecnici che fanno questo, tante persone che fanno quest'altro e così via elencando. Non mi dilungo perché mi sembra il discorso estremamente elementare. Ma se prima non si stabilisce qual è questo fabbisogno e prima ancora quali sono i servizi che l'ente o la regione o i comuni che l'ente debba erogare, è impossibile andare a dire cosa ci serve. Ed è proprio qui il vulnus di questa operazione. E cioè dire quali sono i servizi, perché la regione siciliana
è inchiodata? Perché ci sono migliaia di istanze per costruire impianti rinnovabili bloccati? E così via. Perché ci sono 30-40 miliardi di fondi europei e nazionali che non si sono spesi? Perché la macchina non funziona, e non funziona perché non è digitalizzata, perché dentro non vi sono strumenti organizzativi moderni ed efficaci, perché non c'è un desiderio di servire i cittadini facendo il meglio, e così via. Il discorso ovviamente vale non solo per la regione siciliana, ma per tutte le 7 regioni, per le altre 6 regioni del Mezzogiorno, ancora classificate purtroppo dall'Unione Europea come meno o sottosviluppate. Io lo ribadisco ogni volta, e per me è un grande dispiacere, data la mia età, perché ho 85 anni e lavoro da più di 60, vivere in una regione che ancora nel 2026 è classificata meno o sottosviluppata, mentre vedo con un pizzico di invidia le 8 regioni ricche del nord che invece fanno parte ormai per PIL, per presenza, per pernottamenti turistici, per sistema infrastrutturale, per aggiornamento tecnologico, fanno parte dell'Europa. Vorrei che anche le regioni del sud, queste 7 regioni, diventassero così, ma per fare questo ci vuole un progetto e ci vogliono dei grandi professionisti politici e non politici idonei a realizzare questo progetto. L'Italia vista da sud serve proprio a questo, a comparare continuamente quello che si fa nelle 8 regioni del nord e nelle 8 regioni del sud, di cui appunto 7 sottosviluppate, e capire ma perché nel Veneto ci debbono essere 90 milioni di pernottamenti e in Sicilia ci debbono essere 20 milioni. Cosa ha la Sicilia da invidiare al Veneto per attirare i turisti? Manca l'organizzazione. È vero. Senta, ma mi dice una cosa, ma da dove si riparte per davvero risolvere la questione meridionale? Bravo, la questione meridionale ha centinaia di anni, no? Almeno 165 che io sappia. Ma nel 1861, quando ci fu il risorgimento, tutte quelle cose che ci hanno detto alla scuola che sono false, esisteva la questione settentrionale, non quella meridionale, perché lo Stato, il Regno di Piemonte, il Regno di Sardegna, cui era legato il Piemonte, aveva i titoli pubblici in grosso deficit, mentre il Regno delle 2 Sicilie aveva i titoli pubblici che erano tutti quanti sopravvalutati. Napoli era il porto commerciale più importante d'Europa e così via. Poi dopo quella data fatidica è nata la questione meridionale e la continuiamo a subire. Responsabilità di chi? Ma dei meridionali, perché ciascuno a casa sua deve essere capace di risolvere i problemi. Noi abbiamo avuto governi con 7-8 ministri meridionali, eppure il PIL del meridione è la metà delle 8 regioni di cui parlavo prima, è la metà delle 8 regioni del nord. Senza invidia, il PIL delle 8 regioni del nord è meritatissimo perché quelle popolazioni lavorano e ragionano bene. Certo, poi i governi pressati dalle lobbying la mandano molte risorse e evidentemente qui nel sud lobbying non ce ne sono o sono incapaci perché non riescono ad assorbire risorse. Non è una considerazione amara, è una fotografia. Mi sembra una fotografia chiara, anche perché il benessere delle regioni del nord è costruito anche in parte da tanti cittadini venuti dalle regioni del sud. Io sono uno di questi, quindi da 30 anni. È così, io ho tantissimi amici siciliani che quando arrivano là primeggiano, perché l'ambiente lo consente. Questo è il discorso di fondo. L'ambiente è positivo. Io vengo a Milano almeno 2 volte al mese. Ci ho lavorato dal 70 al 75 perché sempre nell'altra vita avevo una fabbrica di televisori in via Ciardi numero 5 e quindi conosco bene com'è la città e sono
un estimatore di Milano e di tutta la Lombardia. Ma siamo in due. non solo poi solo, perché pare che ormai ci sono solo 100.000 milanesi, veri, insomma, ma perché l'ambiente funziona bene. Questo è il discorso di fondo. L'amministrazione pubblica funziona bene, il comune di Milano funziona bene. Io ebbi la ventura di conoscere Carletto Tognoli, il quale lo chiamavano culo di pietra, perché alle 7 era lì, dove aveva il suo ufficio, e fino a mezzanotte stava lì, lavorava come un pazzo. Poi ha avuto Milano altri sindaci meno attenti e meno lavoratori di Tognoli. Però la verità è che tutto il sistema funziona bene, e questo è merito dei cittadini di quella regione e delle altre 7 regioni meridionali. Settentrionali, chiedo scusa, il lapsus. Senta, direttore, mi avvio alla conclusione. Io la vedo qua a pagina 18, in questa fotografia, con un noto cliente di questa trasmissione. Mi viene la battuta, in realtà è un amico, lo conosco da più di 20 anni, è il professor Francesco Pira, sociologo, che le sta consegnando un premio, il premio speciale del governatore dei Lions, a lei e all'ispettrice Maria Volpe. A parte il fatto che Pira è veramente uno da attenzionare per le cose che dice e che fa, molto interessanti come sempre, ma dico io, il premio per che cosa gliel'hanno dato? Cosa vuoi che dica? Mi hanno dato questo premio perché ritengono che io sia una figura che ha lavorato molto per la Sicilia, ma voglio aggiungere, io non c'entro in tutto questo, insomma, poi chi vuole riconoscere quello che ho fatto lo riconosca, mi fa certamente piacere, ma non credo di aver fatto nulla di straordinario in questi 60 anni di lavoro. Però voglio dire una cosa, che Francesco, oltre che un esimio e un bravissimo professore universitario, oltre che essere come persona una locomotiva, è anche un giornalista. Certo. E io ho avuto la fortuna di battezzarlo come giornalista all'epoca, e quindi la sua nascita di giornalista è avvenuta con me. Quindi ho una particolare stima e un particolare affetto, ma perché è una persona sotto tutti i punti di vista eccellente. È una delle eccellenze siciliane, forse il premio lo dovevano dare a lui. Beh, insomma, premi ne ha vinti tanti, quindi a maggior ragione è uno che di premi se ne intende. Senta, direttore, per concludere, che cosa farà domani? Gianni Minà diceva che questa è la domanda del bravo intervistatore. Io non sono un bravo intervistatore, ma gliela pongo lo stesso. Non è vero. Se lo dice lei, mi fido. No, ma è così, perché si capisce dal modo con cui si coniano le frasi e anche dal tono. No, io cosa faccio domani? Il solito lavoro, le mie 40 ore di lavoro settimanali che cominciano la domenica alle ore 17. Finché c'è la salute intendo continuare a fare così, e dopo si vedrà. E allora... Grazie comunque per questa chiacchierata mensile. Grazie a lei come sempre. Insomma, fra 30 giri di questo pianeta attorno al Sole avremo modo di ritrovarci e di discutere ancora dell'Italia vista da sud. Grazie ancora, direttore. Con piacere, grazie a voi. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I don't know what's gonna happen to you, baby, but I do know that I love you. You walk around this town with your head all up in the sky, and I do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout,
Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. You tease me with your loving to play hard to get, 'cause you do know that I want you. You walk around this town with your head on up in my sky, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Shake it up. Just the spark that lit the fire inside of me, and you do know that I love it. I need to do just something to get closer to your soul, and you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground, let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout, shout. Shake your body down to the ground. Di nuovo a te la linea, Antonino. E allora, questi erano, grazie Natalia, questi erano i Jackson 5 con Shake Your Body to the Ground del 1978, le 19:36 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Il telefono è aperto, 0292947222, se volete essere dei nostri. Molto interessante l'intervento anche di Carlo Alberto Tregua, il direttore del quotidiano di Sicilia. Diamo ora una occhiatina alle agenzie, segnatamente diamo un'occhiata all'ANSA, l'apertura, Premier Time, Meloni, priorità su salari, incentivi ad aziende e natalità. Sul PNRR abbiamo fatto un buon lavoro, la Premier va in Senato, entro l'estate l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Era ora. Alle opposizioni, porte aperte a chi vuole pensare all'interesse nazionale, ridiamo potere d'acquisto tagliando il costo dei lavori e con i rinnovi. Con il nostro governo sono diminuiti i precari e aumentati gli occupati stabili. Scontro con Renzi. Il sottosegretario all'economia Freni si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. E poi ancora sono in buone condizioni, rintracciata la donna scomparsa con i due figli. Il punto, l'ECDC, nessuna mutazione nell'antivirus, si comporta come sempre. E chiudiamo questo nostro giro di ricognizione con la principessa Kate Middleton, che è in visita a Reggio Emilia e incontra soprattutto, sta visitando la struttura di Reggio Children. I'm very excited, sono molto eccitata, sono molto gasata.
tanti selfie e buongiorno per la moglie di William. Siamo commossi. Lei tra l'altro aveva studiato brevemente a Firenze, per cui qualcosina di italiano credo che la mastichi. La principessa Kate è stata al centro internazionale Loris Maraguzzi, l'auto si è fermata nel cortile interno, scrive l'ANSA, la moglie di William è scesa, ha fatto un breve percorso a piedi per poi essere accolta da Manuela Vercalli, responsabile delle relazioni internazionali di Reggio Children, che l'ha accompagnata all'ingresso dalla presidente Maddalena Tedeschi e dalla responsabile dell'area educativa Paola Riccò. Stretta di mano le prime parole di Kate, I'm very excited, sono molto emozionata, ha detto, per poi immergersi nel mondo Reggio Children, incuriosita di capire il Reggio approach. Non appena è entrata, raccontano da Reggio Children, ha detto di essere contenta di essere qua, di conoscere il mondo Reggio Children, facendo già diverse domande, in particolare su come funzionano i gruppi di studio internazionali e come i genitori partecipano alla vita delle scuole. Poi ha sottolineato l'importanza della traduzione dei libri nelle varie lingue, nonché l'importanza dei genitori come validi alleati nella pedagogia. Andiamo invece al Senato. Al Senato, appunto, l'ANSA riferisce, insomma, di questo colloquio. Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completati il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Voglia Dio che questa volta non ci troviamo i soliti che vengono a gridare no questo, no quello, perché veramente se no non ci arriviamo più, ragazzi. Anche perché vi voglio dare una notizia. Ieri, anzi avantieri, a Futuro Italia Direzione Nord, la manifestazione che realizza l'amico e collega Fabio Massa, che è incidentalmente anche direttore di MilanoQuotidiano.it, lo ha fondato con Nicola Porro, se vi capita dategli pure un'occhiatina, ed è presidente della Fondazione Stelline. Ecco, il ministro Adolfo Urso ha annunciato che l'Italia, segnatamente la città di Torino, ha presentato un consorzio per costituire la Gigafactory dell'IA. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vicino a Torino verrà costituito un sito dove ci saranno operativi qualcosa come 100.000 supercalcolatori che serviranno a sviluppare un modello europeo di intelligenza artificiale. La traduco con una metafora. La corsa al dominio dell'intelligenza artificiale oggi è equiparabile alla corsa allo spazio degli anni 60. In questo momento, nella corsa al dominio dell'intelligenza artificiale ci sono solo gli Stati Uniti d'America e la Cina. L'Europa è in ritardo, l'Italia non ne parliamo. Pensate che l'83% delle imprese in questo paese non utilizza l'intelligenza artificiale. A maggior ragione l'Europa deve recuperare questo gap. Costituire la Gigafactory a Torino significa partecipare a un bando che vale qualcosa come 5 miliardi di euro. Significa creare posti di lavoro, ma significa anche che ci vuole 1 gigawatt di potenza elettrica. E siccome in Italia in questo momento per i nuovi allacci di data center ci sono solo, se non sbaglio, qualcosa come 500 megawatt, cioè la metà, tutta sta corrente elettrica come la produciamo? Che facciamo? La compriamo dai francesi? No, mettiamo un bel po' di bollitori nucleari e ce la produciamo noi, che forse è molto meglio. Va bene, diamo un'occhiatina, quindi vi lascio questo elemento di riflessione. La BBC, è arrivato Donald Trump in Cina, è sceso dall'Air Force One salutato da questo coro di bambini che gli cantavano benvenuto, benvenuto. In particolare, insomma, lui ha detto che vuole chiedere al presidente Xi Jinping, un leader di straordinaria rilevanza, di aprire la Cina in modo tale che questa gente, i cinesi, un popolo così brillante, possano tirare fuori la magia che c'è in loro e aiutare a crescere, a far crescere la Repubblica Popolare Cinese a un livello ancora più alto. Trump ha detto anche che sarà la sua prima richiesta che farà al presidente cinese. Pensate che l'anno scorso il commercio bilaterale tra l'America e la Cina è stato pari a circa 400 miliardi di euro contro i quasi 680 del 2022.
Per cui, insomma, c'è da vedere che cosa succederà. Anche qui, vi ripeto, Trump cercherà di spingere la vendita di prodotti agricoli americani, Pechino probabilmente farà richiesta che si abbassino i dazi e insomma si cercherà di trovare una coesistenza, una coabitazione. In Inghilterra le cose sono messe male per quanto riguarda invece il governo di Keir Starmer. Sapete che oggi c'è stato il discorso del re, il re tiene questo discorso parlamentare che gli scrive il primo ministro, ma come ha osservato Kemi Badenoch, che è la capa dei conservatori, dice Starmer ricopre la carica ma non è al potere, per cui sostanzialmente è un morto che cammina politicamente parlando, visto e considerato che tra l'altro con 81 deputati laburisti a favore si aprirebbe la corsa alla guida del partito, il che significherebbe, nel caso in cui Starmer venisse sconfitto, la fine del governo Starmer e la nascita di un nuovo governo laburista, perché in Inghilterra, come sapete, chi è segretario del partito è automaticamente il candidato, nonché, se viene eletto, il titolare del ruolo di primo ministro. Quindi in questo caso ci sarebbe un nuovo primo ministro grazie a questa eventuale corsa al potere. Le 19:44 minuti e 55 secondi, chiudiamo con ultime due notizie, sempre dall'ANSA. L'ONU chiede a Israele di abrogare la legge sul tribunale militare speciale che giudicherà i terroristi di Hamas e i media, raid russi su edificio residenziale a Rivne, Ucraina, 3 morti e 6 feriti. La Meloni dice anche porte aperte a chi vuole pensare all'interesse nazionale, lo dice alle opposizioni. Il momento non è facile, dovrebbero esserci meno polemiche e più confronto. Con questo noi abbiamo finito per questa sera, appuntamento domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà e adesso noi chiudiamo con una canzone del 1980, Riccardo Cocciante, Cervo a primavera, oppure io sarò maialu di scugliera. Vi ha parlato Cecco, il nipote del fornaio. Buonasera. E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire.